Schiavone, lei ha già reso dichiarazioni al Tribunale di Napoli il 5 maggio 94 e alla Corte d'Assise di Napoli il 5 marzo 97. Lei ricorda quelle dichiarazioni, le conferma? Sì. Senta, al 1980-81 lei era inserito in qualche organizzazione camorristica? Sì, nel gruppo Bardellino collegato con il gruppo Nuvoletta. Il gruppo Bardellino da chi era costituito come soggetti principali? Il gruppo Bardellino era Antonio Bardellino, il fratello Ernesto, era Mari Iovine, mio cugino Santo Cannan, ci stava De Falco e tanti altri. In quel periodo lei già era inserito in maniera formale oppure soltanto come associato in attività illegali? Ero inserito alla fine 81 in maniere dentro proprio. Mentre prima stavamo in modo formale. Lei è mai stato, come si dice, legalizzato? Sì. In che periodo? Fine 81, stavo in licenza dal carcere e fui legalizzato. Lei ha detto che questo gruppo Bardellino faceva capo al gruppo Nuvoletta. Sì. Che cosa intende per gruppo Nuvoletta? Il gruppo Nuvoletta era un gruppo di Cosa Nostra che stava in Campania, come reparto regionale era Lorenzo Nuvoletta coadiuvato da Angelo Nuvoletta e il fratello Ciro, come gruppo armato era Antonio Bardellini il capo di tutti i gruppi armati, di cui il gruppo Altieri, il gruppo Ammaturo, tutti gli altri gruppi che operavano nella provincia di Napoli, Caserta, Salerno e Benevento e Avellino. Ma quali erano le posizioni più importanti? Quella di Nuvoletta, quella di Bardellino, quella di Alfieri? Chi è che comandava questo gruppo? Se c'era a quel punto, fino all'84 comandava Nuvoletta, fino a aprile-maggio 84. Nuvoletta era il capo indiscusso di tutti i clan. Senta, sempre nell'80-81, che tipo di attività illegali realizzavano questi gruppi che operavano con Nuvoletta? Per esempio voi che cosa facevate? Impresa edile, per dire lavori edili, armi, droga. Lavori edili che cosa intende? Intendo per dire imprese che costruivano sul nostro territorio erano obbligati a venire a discutere per dire perché c'era le tangente, oppure sui vari comuni del Casertano che noi avevamo inseriti, gente che avevamo votato come uno scambio di voti per darci i lavori che venivano gestiti dal clan. Qui stiamo parlando sempre dall'80-81, vero? Iniziato, sì. Poi è aumentato negli anni il volume di affari. Certo. Per quanto riguarda Nuvoletta, il gruppo Nuvoletta aveva le stesse attività o ne aveva altre? Il gruppo Nuvoletta aveva tutte le altre attività che c'erano sulla zona. Ma dello stesso tipo? Sì, armi, droga, appalti, creazione di industrie, creazione di comuni, Anche rapine, facevate anche rapine? I gruppi per questi gruppi? No. I gruppi, per dire, c'era qualcuno che faceva qualche rapina, però erano per fatti suoi, purché non le facesse nella zona nostra. Ho capito. Nell'ambito di quel periodo sempre, cioè stiamo parlando 80, 81, 82, avevate situazioni interne di problemi, contrasti? Il contrasto fino all'82-83 è stato il gruppo dell'NCO, il Raffaele Cutolo. Ho capito, quindi c'era un contrasto col gruppo NCO. Quali erano i rapporti fra Nuvoletta e il gruppo NCO? Nuvoletta e il gruppo NCO erano buoni. Lei come Rosada che cosa risulta?
Lo so perché nel momento in cui, per dire, già nell'81 ci fu una riunione per eliminare, diciamo, Casillo e compagni, Nuvoletta si opposero a quella decisione. Poi nell'84 mi fu riferito che noi stavamo in carcere, che quando il gruppo di Antonio Bardellino con De Falco, con Marsigliese andarono ad ammazzare i Nuvoletta, diciamo che ammazzarono poi Ciro Nuvoletta, mi fu raccontato personalmente da Umberto Scamberti, che allora stava con i Nuvoletta, che loro non si trovarono, anche loro a casa di Nuvoletta si erano ritirati indietro perché c'era la sorella di Raffaella Cutola che andava a prendere il mensile da Lorenzo Nuvoletta, da Angelo Nuvoletta. La sorella, cioè Rosetta Cutolo? Rosetta Cutolo, sì. Senta, lei ha detto che fu una riunione dai Nuvoletta per organizzare l'eliminazione di Casillo. Lei ricorda che periodo era e se lei stesso era presente a questa riunione? Sì, ero in licenza, era la fine dell'81, ero in licenza dal carcere perché stavo detenuto. La fine dell'81. Chi era presente a questa riunione? Sì. Stavamo lì fuori perché c'erano tutti i gruppi che arrivavano con un pullman, un gruppo NCO e macchine, e noi stavamo chi dentro, chi fuori, insomma, perché sparavamo, diciamo, con l'Unione, perché pure Alfieri, insomma, noi volevamo che li eliminassimo tutto un gruppo per non portare la guerra ancora a lungo. E mentre il Nuvoletta si oppose dicendo che poiché l'accordo era stato fatto a casa sua, un determinato accordo, diciamo, non era possibile. Ma noi fu discusso di aspettarli sull'autostrada, questo pullman con queste macchine di cui Enzo Casillo era il responsabile, perché c'era Enzo Casillo, il fratello di Raffaele Cutolo, e ci stavano tanti altri loro capozoni. Mi scusi, dove erano venuti col pullman Casillo, il fratello di Raffaele Cutolo e altri capozona? Erano venuti dalla zona di San Giuseppe Vesuviano, dalla zona di... No, dove erano venuti? A Marano. Dove? Città, alla casa di Nuvoletta, a Marano. Cioè Poggio Valesana? Sì. Ma era una riunione organizzata proprio da Nuvoletta o erano venuti di loro iniziativa? No, era organizzato proprio da Nuvoletta per farli girare, diciamo, fare abbandonare Cutolo che ormai stava in via di estinzione, e per fare un accordo con Casillo che era il responsabile, era il factotum di Cutolo, diciamo, all'epoca. Lei era presente a questa riunione? Sì. E si ricorda che periodo era? Era la fine dell'81. La fine dell'81. Io stavo in licenza, quindi... E per il conto dei Nuvoletta, vostro, degli Alfieri, chi era presente? A noi eravamo tutti, io, mio cugino Santo Canne, ci stava Bardellino, ci stava Iovine, ci stava De Falco, ci stava Zaccaria, ci stava un sacco di gente. Del gruppo Alfieri chi c'era? Come? Del gruppo Alfieri chi c'era? C'era Alfieri, ci stava Calasso, mi sembra, ci stavano anche loro tanta gente. A Maturo c'era Umberto Maturo? No, non ricordo. Senta, lei di quante licenze ha usufruito nel 1981? Lo ricorda? Un paio mi sembra. Tutte alla fine dell'81? Sì. L'82 in più. E questa idea di uccidere Casillo nell'autobus, ha detto che Casillo era venuto con un autobus, è così? Era venuto con macchine e un autobus con parecchi di loro, circa 40 persone. E dell'idea di aggredire quest'autobus si parlò durante quella stessa sera in cui ci fu la riunione? Sì, no, ma noi già prima facemmo la proposta di chiudere, diciamo, un giorno prima, di chiudere quella situazione. E l'idea era di Tonino Bardellino e Alfieri che appoggiava, perché Alfieri poi voleva eliminarli perché mi sembra che avevano ammazzato già il fratello. E chi è che si oppose, ha detto? Nuvoletta, Lorenzo Nuvoletta. Lorenzo. Che cosa successe poi dopo questa riunione? Si presero degli accordi alla fine della riunione? Loro...
i cutuliani fecero capire ai Nuvoletta che piano piano avrebbero mollato, diciamo, certe determinate situazioni, qualche parte del territorio, ma non era così in effetti, e noi lo sapevamo che non era così. E che cosa faceste voi? Rispettaste questo accordo oppure no? No, e che noi non lo rispettammo. E che cosa faceste? Che iniziative prendeste? Intendemmo che noi la guerra continuò ancora nel Casertano, nel Vesuviano, diciamo quasi tutti quanti, ognuno continuò la guerra, diciamo, contro i cutuliani, ad eccezione dei Nuvoletta. Senta, durante questa riunione a Poggio Vallesana, voi eravate armati? Sì, sì. E i cutuliani, per quanto le risulta, erano armati? Anche loro stavano armati. Lei ha avuto modo di vedere queste armi? Non è che uno le faceva vedere, però noi nelle macchine, per dire, portavamo mitragliatori, fucili a pompa, pistole addosso, come anche loro li avevano senz'altro, non è che uno tirava la giacchetta per far vedere, certo. Però era logico. Senta, che lei sappia, questa fu l'unica riunione di questo tipo tenutasi a Poggio Vallesana? No, ce ne furono anche altre che io seppi, un'altra dopo che io poi non c'ero. E dello stesso tipo, da chi fu organizzata? Che cosa ha saputo di questa riunione lei? Sempre per un accordo, diciamo, che i gruppi rimanenti cutuliani si sarebbero girati al gruppo Nuvoletta. Questo da chi l'ha saputo lei? L'ho saputo da mia cugina Santa, Anna Maria Iovine. Quindi i gruppi cutuliani sarebbero alleati, ma in questa riunione fu proposta questa idea che i gruppi cutuliani si alleassero con Nuvoletta? Sì, ma lì c'era il fatto che Casillo aveva intenzione di scavalcare ormai, diciamo, Raffaele Cutolo. Dopo il fatto di Cirillo, Casillo pensò di approfittare della situazione e rimanere ancora un capo, no? Ormai Raffaele Cutolo era bruciato, di raccogliere quei gruppi a sé ormai fedeli e di avere delle determinate zone di aderenza per fare, diciamo, i suoi comodi, le sue vecchie imprese, tutte queste situazioni, un business, diciamo. Senta, con che frequenza voi andavate a Poggio Vallesana? La prima volta ci andava spesso, poi il 92 a Nuvoletta non gli stava bene, diciamo, la crescita del clan dei Casalesi, la nostra crescita, e cominciarono a cercare di... Lei ha detto il 92, proprio quella la data? Il 92 iniziò una piccola schermaglia, verso settembre-ottobre del 92 cominciamo ad accorgersi che in Nuvoletta, poiché noi continuavamo la guerra contro i cutuliani, non gli faceva tanto piacere. E non gli faceva tanto piacere, che il clan Bardellino era cresciuto con tante adesioni, a livello di amicizie, come Zazza che stava legato con noi, Umberto Ammaturo, Alfieri e tutti gli altri gruppi. E allora ci fu riferito, un giorno venne da me personalmente, che noi avevamo un carissimo amico nostro che stava con loro, con i Nuvolette, che era Raffaele Magliarano, Raffaele Ferrara, e venne proprio da me personalmente verso la fine del 92 a parlare di fare attenzione, di andare diciamo su Vallesana dei Nuvoletta, perché avevano forse delle cattive intenzioni che volevano fare come il loro alleato Cimcapa, che era Rini a Palermo, e aveva iniziato questa guerra già contro gli altri gruppi per rimanere solo egemone sulla piazza, perché noi ormai i cutuliani stavano in via di distruzione. Che Nuvoletta era collegato, lei ha detto che Nuvoletta era collegato a Rina? Sì, sì. Come lo sapeva lei? Mentre Antonio Bardellino con Raffaele Magliarano erano stati battezzati, diciamo, punti con i gruppi i Rosario Riccabono e Bondate, e Stefano Bondate. Scusi, il secondo nome dopo Antonio Bardellino è stato lei ha detto Raffaele Magliarano, lei sa il cognome effettivo? Raffaele Ferrara. Questa notizia che Nuvoletta era con Riina mentre Bardellino e Ferrara erano con Riccobono e Bontate, lei come l'ha saputa? Noi parlavamo, lo sapevamo queste cose,
e parlavamo della guerra di Palermo che si era sprigionata, e infatti Magliarano questo ci disse a me e a mio cugino, perché venne direttamente da me, poi dicittiamo pure da mio cugino e parliamo. E parliamo appunto di questo fatto. Suo cugino avevano di questo fatto che in Nuvoletta secondo me si volevano regolare nella stessa maniera in cui si stava regolando Rina, che si era regolato con Bondata e con Rosario Riccabono. Quando ha detto suo cugino, chiedo scusa. Schiavone, lei deve parlare un po' più lentamente, altrimenti non si riesce a scrivere. Sì, allora Raffaele Magliarano alla fine del 92 venne direttamente da me chiedo per scusa, esporci fatti. Schiavone, Raffaele Magliarano alla fine del 92 era morto da quasi 10 anni. 82. Ecco, grazie. 82, che è morto nell'83. Sì. A fine 83 Raffaele Magliarano. Sì, ma solo perché lei parlava del 92, perciò l'ho interrotta. Prego, il 92 non era possibile, no? Appunto, lo so bene, perciò. Ci mi rapportusi date. Sì, vabbè, non c'è problema, andiamo avanti. Perché stiamo parlando degli anni 80, sì. Quindi il riferimento è 82. Certo. La fine dell'82 Raffaele Magliarano venne direttamente da me e ci avvertì, che io chiamai mio cugino, parliamo tutti e tre, e ci avvertì. Scusi, chi è suo cugino? Quale suo cugino? Prego? Sandokan, si chiama Francesco detto Sandokan. Sì. Ci avvertì in modo preciso di stare molto attenti, di andare sopra dai Nuvoletta, perché avevano intenzione di usare gli stessi metodi che stava usando Rina e Provenzano contro i gruppi Riccabone e Bondate che già erano stati eliminati. Quali erano i rapporti tra Raffaele Ferrara e Nuvoletta? Raffaele Ferrara era della cupola di Nuvoletto. Senta, quindi... nella cupola, sì. Assieme a Nuvoletta. Quindi fino a quel momento voi andavate spesso a casa di Nuvoletta, fino a questo momento in cui c'è questo avvertimento di Magliarano. Voi, inteso come gruppo Bardellino, andavate spesso a casa a Poggio Vallesana? Sì. Eravate armati? Sì. Eravate armati? Fine luglio-agosto 82, quando io dico 92 significa 82 per l'anno degli anni 80. Fino a luglio-agosto 82 si è andato più spesso, poi dopo che è stato avvertito, siamo stati avvertiti, ma Magliarano, non siamo andati più. Senta, ma durante questi vostri incontri a Poggio Vallesana, addirittura con tante persone, venivano con un autobus, avevate paura di essere scoperti, che arrivassero i carabinieri? No, stavamo coperti, perché lì noi sapevamo con precisione che i Nuvoletta avevano tutti in mano. In che senso? In senso che, per dire, nessuno gli dava fastidio, né a caserma, non gli dava fastidio a nessuno. Infatti lì andavano, per dire, gente nostra, stava mio cugino a Bonanimi Mari, che è stato ammazzato nell'81 in un conflitto a fuoco, perché l'ammazzarono i carabinieri a Casale, no? L'82, luglio 82, che veniva dai Nuvoletta e portava la pistola, fucile mitragliatore, cose di là, e invece è successo poi a Casale. Andava di tanto e andava lì armato. Voi avete mai chiesto ai Nuvoletta, o avete mai saputo per altre vie, qual era il motivo di questa sicurezza che i Nuvoletta avevano a Poggio Vallesana? Ma noi lo sapevamo, lì passavano, stava a riunione, c'erano i carabinieri lì fuori che passavano. Chi c'era? Chiedo scusa, non ho capito. Chi c'era fuori che passava? I carabinieri d'Alfaetta, che passavano Alfaetta, ci faceva tipo guardia lì fuori, non è che... Ma voi non avete mai saputo perché c'era Nuvoletta, come faceva ad avere questa protezione? Dottore, se non era tutto, diciamo, una corruzione, la mafia non avrebbe mai avuto bisogno di esistere, se non c'erano tante di quelle forze che appoggiavano i clan. Senta, fra queste Lei pensa che potrebbe esistere la mafia se non sarebbe stata appoggiata nei tempi scorsi, perché oggi non lo so, ma nei tempi passati da forze dello Stato? Senta, fra queste rimaneva forze... uno stato di banditismo, non di organizzazione. Fra queste forze c'erano anche uomini politici?
Eh sì che c'erano uomini politici. Lei sa qualche nome di fra quelli che proteggevano all'epoca Nuvoletta? Noi sappiamo che per dire un gruppo Nuvoletta votava a Scotti, a Gava, a Secondo, a De Mita, diciamo un gruppo De Mita, e con Scotti e Gava che erano a Cirino Pomicino, di cui per dire fu costruito Monteruscello con un certo ingegnere Maria Greco che era imparentata mi sembra con Pomicino, che la prima chiamata l'ebbe Nuvoletta. In che senso la prima chiamata l'ebbe Nuvoletta? Nuvoletta trattò la costruzione di Monteruscello. Con chi? Noi come gruppo dei casalesi operammo con la General Beton a fornire calcestruzzo. E invece Nuvoletta ebbe maggiori concessioni? Nuvoletta invece aveva maggiori subappalti, diciamo, aveva tante su imprese collegate dentro che lavoravano. Nuvoletta come fece ad avere questi appalti, questi favori di tipo economico? Subappalti. Attraverso l'ingegnere Maria Greco che faceva questo tipo di operazioni. Lei come lo sa questo? E parlavamo noi, perché poi a General Beton era la futura Baschi che ero io, sì, che all'epoca veniva gestita da Pasquale Pirolo, da Antonio Bardellino, da Mario Iovine, però come nomi era Pasquale Pirolo e Pasquale Feola. Senta, questa mediazione fatta dall'ingegnere Greco, lei come sa, come ha saputo? E discutevamo, no, all'interno che Greco aveva dato questi lavori e quindi ci c'erano delle forniture da fare e noi ci diedero le forniture di cemento e fu creato la General Beton, inizio 83. Okay. Fu creata la General Beton come soci Pasquale Pirolo e Pasquale Feolo come amministratore all'epoca, però in effetti avevano la loro quota, ma la società era Bardellino, Antonio, Maria Iovine, Sandokan, io e De Falco Vincenzo. Senta, tornando un attimo allo attrito che si va nascendo fra voi casalesi e Nuvoletta. Dopo l'avvertimento datovi da Raffaele Magliarano, ci sono altri episodi che segnano lo scontro? Ne ha voglia quanto ce ne sono. Allora, l'episodio fu, noi non andammo più là. Nell'83 noi fummo arrestati il 29 aprile, io, mio cugino Sandokan e Peppe Pagano, che stavamo facendo un summit a casa di Enzo De Falco. Sì. E in carcere arrivò l'ingegnere Santoro che era direttore dell'ASI, una società collegata che era di Nuvoletta e Totorina, con dei terreni che avevano a Pignataro Maggiore, quella zona lì. Sì, scusi Schiavone, questo lei già riferito. Schiavone, mi scusi, questo lei l'ha già riferito nell'altro procedimento, abbiamo acquisito le dichiarazioni. Io volevo sapere come episodi più eclatanti, diciamo, dello scontro, quali sono i momenti quasi finali di questo attrito in cui si dichiara lo scontro con... Allora, lo scontro, noi già dall'82 facevamo buon viso e cattivo gioco, non ci fidavamo più e ci facevamo i nostri fatti, parecchi senza farli passare attraverso loro, attraverso i Nuvoletta. Nell'83, fino all'83 fu ammazzato Raffaele Magliarano e Raffaele Ferrara e loro cercavano di dare la colpa che aveva fatto arrestare Tonino Bardellino, quando noi sapevamo che non era vero, che poi ad ammazzarli era stato Nesicane, Vittorio Vastarella, che era un comparielli i cosi Magliarano, che noi sapevamo con precisione questo. A quel punto loro avevano fatto un piano per eliminare anche Bardellino, perché furono presi alla sprovvista poi dell'uscita di Bardellino da Barcellona, dalla Spagna, lui che uscì tramite l'intervento, diciamo, i badalamenti che si interessò con le sue amicizie, Ernesto Bardellini, che furono cacciati all'epoca 500 milioni per corrompere un magistrato attraverso una ballerina che era l'amante. Quando è uscito loro hanno dato l'appuntamento
a domenica o lunedì, non ricordo con precisione perché poi noi stavamo in carcere e ci fu riferito nei dettagli anche da mio cugino Antonio che creò l'appoggio presso l'azienda Rusanatore Chiacchio. A un certo punto andarono un giorno prima con le macchine là un gruppo Un giorno prima di che cosa? Il giorno prima dell'appuntamento. Chi aveva dato appuntamento? Nuvoletta, quando ha saputo che Bardellino è uscito, l'ha dato l'appuntamento in un giorno per festeggiare e cose. Ho capito. Mentre Bardellino si preparò per andarli ad ammazzare tutti là, perché sapeva quello che avevano fatto. E infatti andò un giorno prima là e ci fu la sparatoria che morì poi Ciro Nuvoletta. Dopo questo momento ci fu guerra. Certo, dopo questo momento ci fu guerra. Per quanto lei sa, lei, suo cugino Sandokan e altri della vostra organizzazione Casalesi, ha avuto modo di godere di protezioni politiche? Noi? Sì, voi come Casalesi. Come? Noi eravamo della corrente di base di Cimmitamita, avevamo Sant'Anastasio là, poi avevamo tanta altra gente. Per quanto riguarda... C'era Bosco, c'era Cappello, ogni gruppo aveva un suo referente. Ho capito. In più, per dire, noi avevamo tante di quelle attività, per dire avevamo l'Eurocem che ci dividevamo il cemento tramite le nostre società satellitari, Senta, e per quanto riguarda protezioni all'interno di procedimenti, voi avete mai chiesto di ottenere favori per i vostri problemi giudiziari? Ma l'ultima, per dire, che noi abbiamo fatto, abbiamo votato non più Democrazia Cristiana o Socialisti, abbiamo votato, per dire, al Partito Liberale, perché sapevamo che un nostro avvocato doveva andare a fare, per dire, entrare nella Commissione Giustizia. E per quanto riguarda i processi che avevate a carico, per esempio lo stesso suo cugino Sandokan? Sì, abbiamo fatto rinviare 2 volte, una volta in Cassazione l'abbiamo fatta cassare, un processo di 416 bis della prima Corte di Cassazione, e poi l'abbiamo fatta rinviare, mi sembra, a quinto a sesta un'altra volta. Ma il suo cugino è stato arrestato con armi? Fu mai arrestato armato? Sì. In che epoca? Fu arrestato l'83, 29 aprile 83, io, lui e Peppo Pagano. E successivamente? Successivamente fu arrestato il 90. Con chi? 13 maggio 90. Con chi? 13 dicembre 90. Con chi? Con Bitognetti, con Rafelotto ed altri, e Marione riuscì a scappare. Senta, in quell'occasione tentaste di attivare le vostre fonti, le vostre amicizie politiche? L'attivazione ne avvenne attraverso uno che è Sandarpia. Chi era poi Sandarpia? Attraverso altra gente. Chi era Sandarpia? Sandarpia era il proprietario della Cassa Rurale Artigiana di San Marcellino, in più era il concessionario delle settorie comunali della zona. E a chi era legato? Lui era molto legato a Gava. E chi è che parlò con Sandarpia? Perché già ci fu un episodio nell'88 dopo l'eliminazione di Bardellino, poiché lui dava 500 milioni all'anno ad Ernesto Bardellino, che dava per la cassa diretta del clan dei Bardellino, però noi lo chiamammo, di cui c'era anch'io, che allora stava ingessato, con una gamba ingessata, che per scappare davanti ai carabinieri stavamo facendo un zoom-it cardici da una casa che non aveva il tetto sopra. E lo chiamammo per dirci che le cose erano cambiate e che lui i soldi li doveva dare a noi. Che periodo era questo? Questo è l'88, nel mese di giugno 88, fine giugno. E lui che disse? E lui disse, perché lui non si era ancora reso conto di come stavano le cose, disse: ma voi che volete? Dice: io domani mattina, telefono a Gava, faccio venire 500 carabinieri qua. E non si era reso conto che noi l'avevamo mandato a prelevare.
noi glielo dicemmo, ma tu non ti rendi conto che tu muori tu e tutta la tua famiglia? Comunque lui poi andò a casa, parlò con i figli, che i figli sapevano, perché un Beppe era più vecchio, e accettò non di pagare, però che stava a disposizione, che loro stavano facendo una banca, di mettere a disposizione le loro amicizie e tutto. E quindi stava dicendo questo processo del 90? Infatti il processo dell'arresto di Santa Lucia, diciamo, perché ricordi il 13 dicembre 90, perché dovevo starci anch'io, mentre io stavo a un convegno al Reggio Palacio Hotel di Caserta, che stavamo creando la Procal, diciamo, la riunione di tutti i consorzi di calcestruzzo della Campania, per mettere un prezzo fisso, e arrivai un po' di ritardo. Mi fermò qualche ragazzo che stavano lì, vedete, diceva vai via, dice, quelli hanno arrestato tutti quanti, ci hanno sparato a casa l'assessore Corvino. E fu attivata questa determinata situazione, diciamo, di Sant'Arpia e anche di altri. Che lei sappia, ci furono dei vantaggi per suo cugino? Sì, uscì assolto in corte d'appello. Chi è che contattò Sant'Arpia? C'era Antonio, il fratello, ci ho parlato io pure. Lei pure parlò con Sant'Arpia direttamente di questa questione? Sì. E che cosa rispose Sant'Arpia? Stava già attivando tutte le sue conoscenze. Disse a chi si sarebbe rivolto? Sì, lui disse, tu lo sai, dice che io a Gava, dice, siamo proprio come fratelli. Senta, per quanto riguarda le amministrazioni locali, il vostro, lei ha detto che voi vi riconoscevate un po' nella corrente di base, salvo poi le elezioni in cui votaste Martucci. Questo riguardava tutti i comuni oppure c'erano situazioni diverse? No, ci stavano anche comuni, per dire che ci stavano altri gruppi nostri che appoggiavano il Partito Socialista, per dire, che poi noi cercammo di eliminare dopo la caduta dei Bardellini, perché i Bardellini appoggiavano i socialisti. Quindi cercammo di eliminare i socialisti dopo la caduta dei Bardellini e inserire la Democrazia Cristiana. Quindi voi come gruppo casalese appoggiavate la Democrazia Cristiana? Sì, infatti noi a Villa Literno dopo l'88 facemmo fare amministrazione Democrazia Cristiana, mentre prima la maggioranza era Partito Socialista, e poiché io era, diciamo, l'incaricato del comune di Villa Literno, feci fare Democrazia Cristiana, però mancava un voto e chiamammo a Fabozzi e lo facemmo passare dal Partito Comunista ad appoggiare la Democrazia Cristiana, facendo l'assessore, mi sembra, al personale. Questo capitò solo nel vostro comune oppure capitò anche in altri comuni? Capitò anche in altri comuni, a San Cipriano. Eliminammo i socialisti e facemmo entrare parte della ADC, Socialdemocrazia, che era, diciamo, gruppi mariovani, i nipoti, Vitantonio e compagni, che erano il solo nascente, diciamo, la Socialdemocrazia. È stata fatta a Casapesenna, è stata fatta a Prignano, diciamo, tutti quasi dove c'era più, perché poi a noi non importava, anche se ci andava il Partito Comunista, venivano sempre a patti tramite un capozona, insomma venivano a patti che tutti i lavori, sino a 100 milioni li gestivano loro, dopo i 100 milioni ci portavano nell'elenco per assegnarli a chi ci pareva e piaceva. Senta, ad eccezione dei grossi lavori che venivano da Roma, diciamo tipo gruppi della strada, i sopraelevati, ma a tangenziale fuori, va? Un raccordo anulare, come lo vogliamo chiamare, la Nola Villa Literna, oppure i Reggilagni, per dire che venivano assegnate da Roma, quindi venivano le imprese dirette da noi per darci le tangenti e poi noi dicevamo chi dovevano fare i subappalti. Senta, ma eravate voi a individuare il sindaco da eleggere o era il partito che sceglieva il sindaco e vi chiedeva di appoggiarlo? E per dire, a Casale lo sceglievamo noi, e quindi, perché la prima volta volevano scegliere Giovanni Corvino, diciamo, un gruppo di Bardellini, un gruppo da Falco, Avvocato Scalzone e cose.
E mentre io mi ribellai, ci no, noi ci fai uno schiavone che ci mettemmo a un nostro cugino, che però non era affiliato, però era nostro cugino, diciamo, cugini. Qual era il sistema con cui riuscivate a assicurare i voti poi a questi vostri candidati? Casa per casa. Casa per casa? Facevano i voti, sì. Chi è che andava casa per casa? Avevamo i gruppi che andavano da parte, che c'erano già quelli della Democrazia Cristiana, diciamo, che votavano. Però quando abbiamo preso nel partito in mano avevi il 25-26% della Democrazia e la portammo al 50%. In che modo? Diceva andando casa per casa? Andando nelle case della gente, mandavamo i gruppi, se qualcuno era un po' restio gli ci diceva qualche parolina, insomma, per mettergli, di dargli una certa sicurezza, che non gli capitava incidente, non gli capitava niente. Un'assicurazione, insomma. Infatti a Casale in quegli anni poi fu emanata da noi stessi una legge che non dovevano essere commesse rapine, estorsioni a Casale, ai piccoli imprenditori, e né si doveva vendere la droga nel paese. Senti, in quel periodo, stiamo parlando cioè dopo l'88, che rapporti, prima e dopo l'88, comunque in quel periodo lì, che rapporti avevate con Carmine Alfieri? Noi sempre bene, fino all'88 lui era sotto a Bardellino, che rimase nel gruppo Bardellino, diciamo con un certo rispetto nel gruppo Bardellino che lui aveva, e stava a disposizione. Dopo l'eliminazione di Bardellino lui passò lo stesso con noi come gruppo di amico, perché poi Carmine Alfieri era amico mio, diciamo, è stato qualche anno con me pure in carcere. Passò però diciamo senza più avere degli obblighi verso Bardellino, in parità, e ci suddividemmo le zone. Lui assorbì tutta la zona vesuviana e noi rimanemmo con la zona di Caserta e parte del Beneventano, e sino alla zona romana, diciamo. Senta, ma avevate le stesse... Basse Alto Pontinia. Avevate le stesse abitudini, lo stesso modo di operare, le stesse regole? Sì, era uguale, eravamo cresciuti tutti alla stessa maniera. Anche per quanto riguarda per esempio la gestione dei lavori avevate le stesse... Sì, era tutto uguale, tutto, anzi ci stava un mutuo soccorso, diciamo, un lavoro lo chiudeva lui, per dire ci stava, oppure qualche impresa passava attraverso lui tramite, come abbiamo fatto per dire, la terza corsia, poi ci suddividevamo gli utili. A noi per dire arrivavano 140 milioni al mese, e lui nella sua quota non so se era altrettanto o in meno, perché noi era più spaziosa, diciamo, era più ampia la zona dove passava la terza corsia, come i Raggilagni, per dire, la zona del Nolano che iniziò, li gestiva lui col cugino che era il suo factotum Cicci Alfieri, d'impresa, mentre nella zona casertana, ma Maddalone la gestivamo noi con i nostri subappalti, le nostre forniture, eccetera, eccetera. Schiavone, per cortesia deve parlare più lentamente, un po' più piano, perché altrimenti la nostra signorina non riesce a... Va bene? Mi ha capito? Mi ha compreso? Sì, ho capito. Grazie. Prego. Ci siamo. Senta, Schiavone, stavamo parlando del modo di operare dell'organizzazione di Alfieri che fino all'88 faceva capo a Bardellino. Anche per quanto riguarda i rapporti con la politica, Alfieri seguiva le stesse vostre abitudini, le stesse vostre regole? Ma noi politicamente avevamo tutte le stesse regole, anche lui per dire maggiormente era attaccato alla Democrazia Cristiana. Però non è che non aveva amici tra i socialisti, quindi poteva suddividere i voti da un paese all'altro. Per dire, se in una zona c'erano più socialisti, che aveva un capozone che era socialista oppure che aveva simpatia socialista, lui appoggiava poi il deputato che doveva essere eletto in quelle circoscrizioni, in quella zona. Quindi in effetti a noi non cambiava niente tra democrazia e socialista, poiché era la stessa cosa. Insomma, poi ognuno di noi aveva una fede politica, per dire, noi come casalesi avevamo una fede più democratica, diciamo, come clan. Schiavone, volevo sapere quali erano i contatti che avevate con Alfieri, come avvenivano i contatti?
prima, per dire, anche Bardellino appoggiava ad Alfieri, oppure Alfieri a Bardellino mandava a chiamare, oppure ci andavano gruppi nostri, mandavamo a mio cugino Cicciu Piccirillo, per dire Marsigliese, Zaccaria, insomma mandavamo uomini nostri a portare notizie o a ricevere notizie. Senta, lei ha parlato del marsigliese, e chi è il marsigliese? Basile Luigi. A chi era legato personalmente Basile Luigi? Ad Antonio Bardellino. Dopo la morte di Bardellino, Basile Luigi continuò a far parte del vostro gruppo, a operare nel vostro gruppo? No, perché lì poi era stata creata una congiura per la morte di Bardellino, perché Bardellino doveva eliminare Mariovine, solo che dopo l'eliminazione del fratello, solo che Mariovine se ne accorse. Piano, deve parlare lentamente. Dopo l'eliminazione del fratello di Mariovine, Mariovine se ne accorse che Bardellino voleva ammazzare anche lui, e quindi cercò di non mettersi più in contatto, perché tanto nelle proprietà comprate in Brasile, a Rio, a Burgos, Iparema, là, quelle zone lì, ci stava Iovine, mentre a Santo Domingo si era stabilito Bardellino, che aveva investito i soldi suoi, io so, a Maduro e di Zazzi, Michele Zazzi, che poi Bardellini cacciò fuori con un calcio e si appropriò anche degli investimenti dei soldi suoi, come in Nuvoletta, quando hanno creato la città giardino che fece Domenico Di Mari, lì ci stavano le quote di tutti, però le gestiva lui attraverso prestanomi, e quindi perdemmo le quote sia il gruppo Bardellini e sia dopo le eliminazioni Raffaele Maglierano e anche Raffaele Ferrara. Così capitò che Bardellino fece a Santo Domingo. Ho capito. Senta, no, io volevo sapere, dopo la morte di Bardellino, chi in questi contatti con Alfieri, Basile continuò a operare per conto vostro? No, Basile fece il pentito, perché se ne accorse che doveva essere eliminato anche lui, dopo che fu eliminato il nipote di Bardellino Paride. Perché lui lo andò a prendere, doveva prendere anche Antonio, se ne accorse che Chiedo scusa, può raccontare un attimo con calma questo passaggio che è importante? Allora, che cosa avviene? Un marsigliese, diciamo Basile, la sera prima aspettava, perché sapeva che c'era l'incontro tra Mariovine e Bardellino, aspettava che arrivava la telefonata di Bardellino che diceva che aveva eliminato Mariovine. Invece la telefonata arriva tutto il contrario, che c'era stato un altro complotto tra mio cugino, tra De Falco, d'accordo con Mariovine, di eliminare Bardellino. Infatti Bardellino gli diede l'appuntamento al lunedì, mi sembra, non ricordo comunque il giorno, nel mese di maggio 88. Gli diede l'appuntamento che si vedevano a Rio. Mentre Bardellino da Santo Domingo arrivò un giorno prima, poiché aveva le copie delle chiavi di una villa che si trovava a Burgos, insomma sulla zona vicino Rio, aspettava che arrivasse Mariovine che capì la trappola, a posto di scendere a Rio, che a Rio aveva, diciamo, dell'agente Antonio Bardellino, scese a San Paolo del Brasile, dove lì faceva il tassista, un parente della sua convivente, che poi dove fu ammazzato a Cascais, che viveva con lui, che gestiva Night, aveva Night Club. Si fece accompagnare poi con la macchina. Quando arrivò, che passò fuori alla villa, che quello faceva il tassista, questa macchina di tassi, se ne accorse che la villa era abitata e che Bardellino stava già dentro. Allora aspettò che Bardellino se ne uscisse, aveva uno stomobile verde là, lui parcheggiato, che avevano i chiavi tutte e due, che se ne uscisse, diciamo, si fece sera, e lui si andò a scavare un fosso, come mi raccontò poi, sul lungo oceano. Si scavò un fosso, poi ritornò indietro, entrò nella casa, questa villa che aveva a Burgos, sperando di trovare una pistola, che aveva un 38 speciale lui là in una scatola di scarpe, solo che non lo trovò. Bardellino se ne era già appropriato e si armò, trovò una mazza di ferro, quei martelli grossi,
e aspettò dietro la porta che entrasse Bardellino, e dopo 2 o 3 ore Bardellino rientrò tranquillo che l'appuntamento l'aveva il giorno dopo. Lui chiuse tutto a posto, tutto sistemato. Quando Bardellino aprì la porta ed entrò, lui gli ha dato 2 o 3 mazzolate in testa. Ho capito. E l'ha ammazzato. Poi la volse in un tappeto, si prese tutti i documenti. No, voglio sapere quando la notizia arrivò a Casale, che cosa avvenne? Poi telefonò a Casale, dice potete agire. A quel punto stavano riuniti in una casa tutto il gruppo. Mandarono a chiamare a Basile, che lui stava aspettando a casa di un cugino di un parente di Bardellino, che era Luigi Bardellino. Lo mandò a chiamare mio cugino Raffaelotto, Peppenotti, l'altro mio cugino De Falco, e dice vai a prendere un poco a Paride, ma a parlare un poco, anzi ci va a prendere tutti e 2 nipoti. Invece lui portò solo Paride. A lui lo fecero aspettare giù e questo l'hanno fatto salire sopra. In cucina l'hanno strangolato. Sì. L'hanno strangolato e poi chiamarono a lui e dice vai a prendere pure Antonio. E lui andò alla Casi Salzillo. Chiedo scusa, Antonio stava dormendo. Chiedo scusa, Antonio? Antonio chi? Salzillo, detto Capacchione. Sì. L'altro fratello di Paride. Sì. Lui arrivò lì, se ne accorse che qualcosa non quadrava e disse che quello non c'era, mentre la madre gli disse che stava dormendo, dice di tornare più tardi, dice non c'era. Poi rientrò lì e allora mio cugino non l'avrebbe voluto far andare via, lo volevano ammazzare. De Falco invece, che aveva fatto compare i figli, o quelli che aveva battezzato i figli erano compari, dice vabbè, dice dopo lo convinco io, lo facciamo passare per noi, con noi. Piano, lentamente, Schiavone, scusa. Dice tanto lo sai, dice, un marsigliese, dice è amico nostro, dice beh, ormai quello è morto, dice che fa? Si deve girare per forza con noi, dice se no che fa? E lo salvò De Falco. Lui disse vabbè, io me ne vado a casa. Dice poi fra un paio d'ore ritorno e vado a prendere Antonio. Con l'insistenza di De Falco, sempre di nascosto diciamo un marsigliese, lo fecero andare via, mentre un marsigliese era mangiato la foglia. Arrivò a casa sua, si prese una pistola, andò al comando carabinieri di Napoli, con la pistola in mano dice arrestatemi, che noi poi sapemmo alla sera alle 8 da un carabiniere che non ricordo chi era, che stava dentro a Napoli, che dava notizie, e sapemmo che si buttò a fare il pentito. A quel punto il fatto era, lì saltava tutto, e cercammo di farlo avvicinare. E così mia zia, la madre di mio cugino Sandokan, si buttarono ai piedi della moglie che era di Casale a piangere, cose. Gli promettemmo 30 milioni al mese, più 685 milioni che lui aveva in casa perché aveva i quaderni. Quali quaderni? I quaderni della contabilità, perché veniva passato o da me o l'aveva lui, oppure l'ha preso ultimamente mio cugino Antonio, i quaderni di tutta la contabilità dei mensili che pagavamo agli affiliati, delle corruzioni, delle entrate Piano. Delle entrate delle imprese, della droga, delle armi, di tutte le attività lecite e illecite. E lui aveva i quaderni e così tramite la moglie lo facemmo fermare, però lui aveva già scritto parecchio, quindi cercammo di frenare questa situazione a Santa Maria. E tramite il procuratore di allora che si chiamava Pappa. Va bene. Senta, e perché non, quando poi Basile tornò sulla vostra zona, perché non lo uccideste? Perché Basile c'ha ancora i quaderni che sono il suo lasciapassare, però Basile era condannato ormai che doveva morire. Perché Basile poi aveva 30 milioni al mese che si impegnò Carmenuccio Alfieri a passarglieli per fare questo accordo, per farle fermare. Lui con altri soldi si comprò un'altra casa a Casalnuovo vicino a Napoli e abitava là. Senta, però aveva i famosi quaderni. I quaderni? Che lui aveva un rifugio a Casale dentro un giardino che... Senta, e questi quaderni non sono mai stati ritrovati dalla vostra organizzazione? No, rifacemmo i quaderni nuovi.
Senta, al posto di Basile chi cominciò a tenere i contatti per la vostra organizzazione con Alfieri? Tutti quanti noi, io, mio cugino Sandokan, ecco, però mandavamo della gente lì, mandavamo a mio cugino, diciamo, Schiavone Francesco Di Luigi, mandavamo per dire un marsigliese a Cicciotto Bitognetti. Ma questo anche dopo che il marsigliese diciamo, si era ritirato? Sì, fuori? sì. Mandavate il marsigliese a parlare con Alfieri? Prima dell'eliminazione. Ecco, io voglio sapere dopo, al posto del marsigliese. Dopo l'eliminazione non ci andava più marsigliese, ci andava mio cugino Francesco, mandavamo a Vincenzo Zaccaria, abbiamo mandato a Bitognetti. Lei conosce Dario De Simone? Mio cugino Antonio. Lei conosce Dario De Simone? Come? Anche lui ci è andato qualche volta. Andava, si ricorda per caso in che occasioni Dario De Simone è andato a parlare con Alfieri? Ma Da Simone all'epoca, per dire, se è parlato nell'88, stava solo come autista, diciamo, come seguito, ma il discorso interno, per dire che era abilitato a parlare, parlava mio cugino Schiavone Francesco Di Luigi, oppure per dire Vincenzo Zaccaria, oppure Bitognetti facevamo parlare, oppure De Falco. Senta, lei sa Basile di dove era originario? Abbiamo mandato qualche volta mio cugino Antonio o mio cugino Valterino. Ho capito. Senta, lei sa Basile di dove era originario? Di dove? Acerra. Di Acerra, ma viveva anche nella zona cerrana oppure no? Sì, sì. E lui era capozona poi di quella zona per il gruppo dei Casalesi, che si avvaleva poi Ruquammo Rustiel ed altri. Lei sa se sulla zona di Acerra c'erano altri personaggi di spicco camorristico? Eh sì, c'era un gruppo che poi fu ammazzato di Nicola Carusiello. Nicola Carusiello, lei sa il cognome? Ex Cutuliani che poi si girarono con la nuova famiglia, diciamo, la nuova famiglia. Lei sa il cognome di Nicola Carusiello? Nicola Nuzzo. Lei sa qualcosa dell'omicidio? Prego? Era il fratello Giovanni, poi dopo che è morto lui. Sì. E poi c'è stato Nicammo Rustiel. Sì. Senta, per quanto riguarda l'omicidio di Nicola Nuzzo, lei sa qualcosa di particolare? Io so che lui voleva cominciare a parlare, mi sembra che però stava in carcere, da discorsi che sono stati fatti sarebbe stato ammazzato in una clinica a Roma, che lui voleva fare il pentito all'epoca. Ma questi sono solo qualcosa che lei ha sentito dire in carcere? Ma io domandai poi a Basile, e Basile disse no, l'ho dato io, tu ho martellato in testa. Si accusò lui, sempre dicendomi lui e Peppinotto. Peppinotto, mi può spiegare chi è? Caterino Giuseppe, detto Tre Bastone, di San Cipriano d'Aversa. E per l'omicidio di Raffaele Nuzzo lei sa qualcosa? Raffaele Russo chi sarebbe? Raffaele Nuzzo, il fratello di Nicola, Raffaele Nuzzo. Ah, Nuzzo? Sì. Nuzzo, non Russo. No, Nuzzo. No, non so niente. Non sa. Senta, che rapporti c'erano fra i Nuzzo e Basile? I rapporti erano buoni, però Basile non si fidava dei Nuzzo. E gli amici suoi erano Ruquammo Rustiel, Gennaro, ho dimenticato come si chiama. Ruquammo Rustiel. Mariniello Gennaro? Mariniello. Senta, dopo l'omicidio di Nicola, sì, ad opera di Basile, come lei ha detto oggi, i rapporti con i Nuzzo continuarono a essere buoni? Con i Nuzzo superstiti, cioè Giovanni e Raffaele? I rapporti erano che noi non c'era tanta fiducia nei Nuzzo, però si discuteva, si cercava di non fargli capire niente. E poi Giovanni è stata con me anche in carcere a Trapani nell'86, 85, fino all'85-86, non ricordo. Giovanni Nuzzo? Sì. E stava, diciamo, a mia disposizione anche là. Senta, lei ha mai saputo dell'esistenza di richieste estorsive di Raffaele Nuzzo sui cantieri dei Reggi Lagni ad Acerra?
Sì, però ecco, fu bloccato perché quella zona lì, per dire, non dipendeva da lui. Da chi dipendeva? Con Marsigliese poi c'era una divisione con il gruppo Alfieri. Ho capito. Grazie, non c'è altro. Bene. Sì, chiedo scusa Presidente, c'è un ultimo interrogatorio. Chiedo scusa. Senta, lei conosce Domenico Ferrara? Mucci, il nipote di Raffaele. Sì, lo ha mai conosciuto? Sì, l'ho visto un paio di volte. Forse in più pure, però l'ho visto. È venuto anche lui ad accompagnarlo una volta lo zio a Casale. Diciamo, lei sa se dopo era il nipote prediletto Mimmuccio. Lei sa se dopo la morte di Raffaele Mimmuccio Ferrara... Capozzona passò Domenico Ferrara, già l'ho detto migliaia di volte. Capozzona per nostro conto. Sì, purtroppo la deve ripetere qui per la Corte. Sì. Anche era nostro capozona per la zona di Villaricca. Lei sa quali erano le persone che erano più vicine a Domenico Ferrara sul piano camorristico? Qui erano gli uomini di Mimmuccio, di cui Mimmuccio si fidava di più? Per dire, aveva della gente che però per dire, noi gli affibbiamo a Mimmuccio Tambaro quando uscì dal carcere di Trapani, che io ci guardai e ce lo misi vicino, però Mimmuccio Tambaro voleva fare lui il capozzone, che era nato compariello di Cimmer di Ferrara. Poi stava Tonino Uninni, giovane, che noi avevamo come appoggio per il gruppo Ferrari, Mimmuccio. Avevamo un drink, Guida Luigi da Sanità, che era nostro, e lo facevamo appoggiare a Mimmuccio Tambaro. In più ci stavano altra gente lì. Lei sa se poi ci furono degli scontri? Sì. Interni fra Tambaro e... Sì, Tambaro fu ammazzato, diciamo, perché si mise in testa di venire lui il capozona di quelle zone, di crearsi un'autonomia personale. Lei sa da chi fu ammazzato, no? Sì, fu ammazzato lui, Ranucci e un altro. Lui chi? Tambaro. Tambaro, da chi fu ammazzato? Tambaro, un altro si chiamava Ranucci che stava... Chiedo scusa, Tambaro? Da chi fu ucciso? Sì. Tambaro. Fu ucciso da chi? Io so che insomma ci sarebbe stata la mano di Mimmo Ferrara. Lei ha mai sentito parlare di Dinardo Crescenzo? Come? Dinardo Crescenzo. Enzuccia Cambiale. Sì. Lei sa a chi era legato? Enzuccia Cambiale era legato al clan Nuvoletta. Però Enzucci che prima facevo un macellaio, poi facevo un giocatore, che ammazzò Pacci tanti anni fa, ecco. Senta, lei conosce anche Cristoforo Menna? Cristoforo Menna, della Lanterna? Sì. Quello della Lanterna? Sì. Cristoforo della Lanterna? Sì, Cristoforo della Lanterna. Menna Cristoforo, sì. E lui era legato molto ai Nuvoletta. Infatti ci offrì la sala quando ha sposato mio cugino tramite Nuvoletta nell'83. Inizio 83 ci offrì la sala per lo sposalizio di mio cugino Valterino. Lei sa se era legato anche a Ferrara? A Domenico Ferrara? Sì, lui era legato sia a Ferrara, sia a Mattia Semioli, sia a Domenico Di Mari, a Mimì De Mari, sia a Egizia, sia a tutti quanti in Nuvoletta. Senta, lei sa se Mimmuccio Ferrara, come lo chiama lei, aveva anche amicizie fra i politici? Sì, Muccio Ferrara per dire, aveva molta amicizia col sindaco di Villaricca, che poi divenne deputato del Partito Socialista. Chi era? E ci fece... Ricorda il nome? Ne ricorda il nome? Ho dimenticato, comunque ci fece un favore che l'ho verbalizzato già, del Partito Socialista. Chi era? E ci fece... Ricorda il nome? Ne ricorda il nome? Ho dimenticato, comunque ci fece un favore che l'ho verbalizzato già, tramite lui che noi mandammo mio cugino Antonio e Stefano Riccia, per far trasferire la seconda volta che andammo in Cassazione per il 416 bis, di far rinviare il processo alla Cassazione. Qual era il processo?
Processo di 416 bis. Sì, e contro chi era? Era contro Bardellino, più parere eravamo rimasti in tre in quel processo, io, mio cugino Sandokan e Maria Iovine. Beh, originariamente era un processo più vasto? Sì, era Bardellino più 249, 246 quando era, iniziale. E in che periodo siamo? Questo rinvio quando avviene? Questo il rinvio avviene, lo facciamo fare nel 90, nel mese di settembre-ottobre, e viene rinviato per 6 mesi, iniziamo allora il discorso, facciamo andare sotto, il processo era a marzo e viene rinviato a novembre, al 21 novembre 91, non mi scordo mai quella data. Perché? Perché Mario ormai era morto, mio cugino Sandokan e io rimanemmo gli unici imputati di cui la Cassazione poi in Cassazione confermò, però a me mi fu dato il mandato di cattura, mio cugino Sandokan fu messo sotto, tant'è vero che io scontai, fui arrestato per il 416 bis e dovetti rompere l'arresto in casa, arresti domiciliari per altri fatti che non erano miei, che fui imputato di certi fatti, che altre misero armi, io fui accusato. Lentamente. Ecco. E mio cugino no, tant'è vero che lui poi uscì in appello, poi fu riarrestato, poi gli furono dati tutti i benefici e riuscì al 1993 con tutti i benefici. Prima uscì dall'appello quando fu arrestato con le armi il giorno di Santa Lucia del 90, uscì a gennaio 92. Quando io trevevo il 416 bis che stavamo assieme, il suo fu messo sotto e il mio camminava. Che vuol dire messo sotto? Che vuol dire messo sotto? Significa che fu messo sotto. Un mandato di cattura lo tenevo solo io, quando il processo era unico, io e lui. Rimanemmo solo io e lui. Quindi lei fu arrestato e suo cugino no? Mio cugino uscì addirittura quando noi passammo definitivi il 21 novembre 1991 dalla Corte di Cassazione di Roma. Mio cugino è uscito a febbraio o fino a gennaio o febbraio del 92 e io ero latitante, che il 21 novembre dovetti rompere gli arresti domiciliari e darmi latitante perché era passato definitivo, mentre mio cugino uscì libero, assolto in corte d'appello. Senti, io ricordo che nell'interrogatorio del 27 aprile 94 lei attribuisce questo rinvio all'onorevole Mastrantuono. Mastrantuono di Villaricca, era il sindaco di Villaricca e poi era deputato del Partito Socialista. Quindi era questa la persona a cui si riferiva prima? Sì, quella era la persona. Chi operò questo avvicinamento che lei ha descritto? L'avvicinamento fu operato attraverso Mimmuccio Ferrara, mio cugino Antonio Schiavone, che ora hanno arrestato a Giuliano, che ho letto sul giornale, e il nipote di Maria Iovine, Stefano Riccia, che avvicinarono poi anche l'autista di cui noi cacciammo dalla cassa l'ira 60 milioni. A chi andarono questi 60 milioni? Diede a mio cugino Antonio, che dice che doveva dargli come a regalo agli onorevoli e agli autisti là. Lei di questa vicenda come ha saputo? Chi ha raccontato o ha partecipato direttamente a qualche incontro? Mio cugino, no? Suo cugino chi? Mio cugino Antonio, il fatto di Mastrantuono. Maria Iovine all'epoca, che stavano avvicinando a Mastrantuono prima di dicembre, perché noi l'avvicinamento l'abbiamo fatto fare a ottobre, novembre, settembre, ottobre, novembre, insomma del 90, perché sapevamo che il processo stava a marzo del 91. Fu rinviato sino al 21 dicembre 91. Nello stesso tempo però a febbraio, gennaio fu ammazzato Maria Iovine. Mio cugino ritornò in carcere ed io fui arrestato, io e mio figlio, sulla Baschi, che misero delle armi, perché poi a quel punto era iniziato un altro complotto per fuscare Cabarilla addosso a me. Senta, ma la vostra organizzazione ha mai appoggiato Mastrantuono alle elezioni politiche?
Noi i voti, qualcuno gli è stato fatto diciamo, a San Cipriano che si era preso l'impegno. Chi era San Cipriano? A San Cipriano d'Aversa. Chi era che aveva preso questo impegno? L'impegno ci stava Stefano Reccia. Stefano Reccia a chi era collegato in particolare? A chi faceva capo Stefano Reccia? Stefano Reccia era il nipote, il figlio della sorella di Mario Iovine, di cui era il gestore dell'Annunziata Calcestruzzo, che l'Annunziata Calcestruzzo è la Betonville. Erano reale proprietà con i soldi sporchi che aveva investito Mario Iovine. Dopo l'omicidio di Mario Iovine, Stefano Reccia a chi si avvicinò? Ma già era stato avvicinato a Mastantuono. Sì, certo. Questo l'ho capito. E ci fu rinviato il processo a 6 mesi. Quando è che è stato ammazzato Mario Iovine? Mario Iovine è stato ammazzato il 91, nel mese di gennaio o febbraio. Da chi? È stato ammazzato da degli spagnoli con la complicità di quelli che un mandatario, diciamo, non so se poi c'era anche lui, di Rulup, De Falco Nunzio, con il cugino uno Piacenti Francesco. Però all'esecutore materiale era uno spagnolo, uno portoghese, insomma, che trafficava in droga con loro. Senta, lei conosce il nome dell'autista di Mastrantuono? No. Non sa niente di più. Non ci interessava sapere, noi ci interessava che per dire certe cose andavano al loro verso giusto. Senta, lei sa se imprese che facevano capo ai casalesi lavoravano anche per il conto del comune di Villaricca? Sì, c'erano gruppi Tonino Unin, ci stavano tante imprese di Casale, un gruppo di Zaccaria. Tonino? Iovine. No, Tonino Unin. Unin chiamato. Sì. Iovine Antonio. E come riuscivano a lavorare sul comune di Villaricca queste imprese? E perché sul comune, per dire come noi stavamo lì, Memmuccio Ferrara aveva lui, diciamo, l'aderenza, il potere, fa come facevamo noi a Casale, a Villa Leterna, a San Cipriano, a Casapesena, tutti i 106 comuni della provincia di Caserta, noi facevamo così. Grazie, non ci sono altre domande. 10 minuti di sospensione.